Beh, ne parliamo da giorni per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni demaniali dei balneari che sono con la spada di Damocle sulla testa per quanto riguarda la Bolkestein, di cui non è il problema, l'abbiamo detto tante volte, ma sono le stesse associazioni di categoria che lo sottolineano, il problema non è quello di mettere all'asta le concessioni assolutamente, ma è quello di garantire gli investimenti, perché se si bloccano gli investimenti è tutta diciamo, la comunità che ne va a risentire. In questi giorni avevo detto che non solo su Chioggia Azzurra, anche sui media nazionali, che c'è stato un po' così a macchia di leopardo alcuni comuni che hanno deliberato il rinnovo delle concessioni fino a dicembre 2024 in attesa appunto di progetto di legge in cui precisa il discorso degli investimenti. Ha fatto da apripista il comune di Venezia, che già ben 10 giorni fa davanti a tutti ha preso e ha deliberato il rinnovo, se non sbaglio, fino al 10 dicembre 2024 e oggi praticamente in data la presentazione della delibera è dell'8 di gennaio e oggi è stata approvata in giunta. Praticamente c'è la delibera del comune di Chioggia che sostanzialmente fissa il termine al 31 dicembre 2024 per la conservazione degli effetti delle concessioni demaniali marittime e a finalità turistico-ricreative che sono interessate da istanza di prolungamento a seguito di investimento ai sensi della legge regionale 33/02 o in pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, così come previsto dall'articolo 3,3 della legge 118/2022. Quindi abbiamo contattato l'assessore Serena De Perini, il quale scusate, ci ha detto che è un atto di responsabilità verso appunto gli operatori balneari, perché non ci sono i tempi materiali di poter preparare tutto quanto e non si può lasciare gli imprenditori nell'incertezza, e quindi praticamente anche il comune di Chioggia ha deciso questa deliberazione che in un certo senso dà un minimo di tranquillità per quanto riguarda quest'anno. La stagione è dietro l'angolo. Scusate, la stagione balneare è dietro l'angolo, parliamo di a marzo-aprile, devono già cominciare anche prima a fare i lavori, quindi anche noi siamo dell'idea che veramente è un atto doveroso. Questo è da mettersi un po', da far capire alla gente, a tutti quanti, anche chi è sempre molto critico verso gli imprenditori turistici, che non si tratta di dare dei privilegi, si tratta di regolamentare un settore, perché altrimenti se non c'è la certezza di poter investire non si investe, e se non si investe va diciamo tutto il ciclo economico, e quindi minori posti di lavoro, minore creazione di ricchezza, tutta una serie di cose che vanno a discapito dell'intera comunità, non solo degli operatori balneari. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.